online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda l'altra metà della radio. Parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. A voi la linea. Grazie Lorenz, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è l'altra metà della radio, la rassegna stampa al femminile, io sono Antonino Danna e oggi è lunedì 14 ottobre dell'anno del Signore 2024, voglio dare il benvenuto però alla nostra padrona di casa, Laura Ravetto, buon pomeriggio, ben trovata Laura. Buon pomeriggio. Ecco. Laura, senti, comincio con una domanda maliziosa. Quanti soldi c'hai sul conto tu? Guarda, grazie per non avermi mandato a quel paese. Io davvero pochi, però effettivamente credo che nel senso che capisco dove tu voglia andare a parare, cioè questa situazione incredibile dove devo dire la legge è già passata, perché tutti ricordiamo il caso austriano, un caso dove secondo me c'erano tutti, perché ci furono 130.000 processi, 137 dossier aperti, 38 erano della Lega, tra l'altro insomma in un ambito come quello dell'antimafia dove voglio dire la legalità è diciamo un faro, ecco, diciamo un principio sacrosanto. Oggi si ha un episodio simile, secondo me simile ma diverso, nel senso che siamo sempre in un bancario, quindi un ambito diverso, dove probabilmente non c'è un vero e proprio dossieraggio, ma c'è sicuramente da chiedersi come sia possibile che un dipendente metta a rischio il suo lavoro e commetta dei reati solo per curiosità. Tant'è che, non lo dico io, non in inquirenti si sta valutando la verifica della eventuale correità o comunque della sussistenza di mandanti. Però secondo me la cosa più scabrosa di tutte in questi casi è che, e lo dico qua in radio, per fortuna ci sono le inchieste giudiziarie. È un peccato che sia nel caso italiano sia in questo caso si sia la notizia giornalistica. Cioè, quello che a me stupisce è che sono fatti così gravi che possono mettere diciamo a rischio il percorso democratico, perché evidentemente non si fa ancora una ragione che il centrodestra abbia vinto e governi il paese e tenta di trovare delle informazioni che poi non trova per mettere in difficoltà questo percorso democratico, e come fa specie da una parte che non ci le indagini seguano la notizia giornalistica e dall'altra che la sinistra, che voglio dire ci convoca per ogni cosa, per ogni accadimento, non si sia scandalizzata più di tanto e non abbia infatti chiesto o convocato niente di nessuno. Infatti, esattamente. Ecco, in tutto questo naturalmente ci racconteranno la solita storia della privacy, che se uno va in giro a fare una qualsiasi richiesta deve firmare 50 carte. Dopodiché uno che si trova lì davanti al computer è un lunedì pomeriggio, ha preso il caffè, non ha niente da fare, andiamo a vedere quanti soldi c'ha sul conto Laura Ravetto, va. E uno mette Ravetto Laura e trova tutti i risultati, oppure Mattarella Sergio, qualsiasi nominativo gli venga in testa, perché tanto è pomeriggio, uno non ha niente da fare, al pomeriggio di solito si è più liberi, quindi del resto lo stesso Totò girava al pomeriggio perché diceva che non si poteva essere divertenti la mattina, quindi è giusto così, ognuno si diverte come può. È sparita Laura? No. È incredibile che uno si diverta a commettere reati e all'inizio la sua posizione senza, diciamo, avere una prospettiva di tornaconto. Ovviamente no, cioè non raccontiamoci la favola di Biancaneve, almeno noi due. Così. Ma magari sarà questo il caso, non lo so, però ecco, a me sembra poco credibile. L'altra cosa abbastanza curiosa è che è vero che in quest'ultimo caso c'erano anche sinistra, eccetera, però diciamo, soprattutto nel caso austriano, ma anche qui
diciamo che i bersagli principali sono quelli di centrodestra. E poi sottolineo un'altra roba, ma io dico, ma i cittadini cosa possono pensare? Perché sai, adesso sento anche gente che dice, facciamo una norma, ho sentito Costa, potente, il politico dall'accesso, ora io non voglio farla populista e prendermela, diciamo, con la mia categoria, o non difenderla, però a me preoccupa in generale per tutti i cittadini sta roba. Cioè, io da cittadino normale voglio sapere chi accede al mio conto e perché. Certamente, Come sia possibile certamente. che uno possa chiedervi con tanta tranquillità? Cioè, tutti, ma che pone per i cittadini, non per i politici e basta. Certamente, e ne va anche della nostra sicurezza, insomma, non è che qua ci possiamo raccontare la favola della privacy e poi basta poco. Chi è che controlla tutto questo? Chi è che è responsabile per tutto questo? Poi che uno lo faccia per noia o lo faccia eventualmente per un riscontro economico, ora non entro nella vicenda nemmeno io e me ne tengo fuori. Parliamo così, diciamo in maniera generale e astratta. E resta il fatto che queste sono cose che non si fanno, molto semplicemente. D'altronde è anche forse il segno, forse ha ragione Arianna Meloni quando dice che i tempi sono cambiati e oggi sono i dossier quello che si usa per distruggere qualcuno o comunque per ricattarlo o per cercare di dargli addosso. E mi pare che ultimamente, quanto a dossier, non ci stiamo facendo mancare nulla. Io però, oltre a questo, insomma, direi che se poi possiamo dare una sterzata verso la nostra rassegna stampa, anche perché sono le 15:29, quindi io direi che potremmo fare una breve pausa e poi tornare con le notizie di oggi. Che dici? Lorenz? Pubblicità. Pubblicità. A tra poco. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. A voi la linea. Grazie Lorenz. Allora, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è l'altra metà della radio. Laura Ravetta, Antonino Danna al microfono con voi, le 15:30 minuti e 10 secondi in questo momento. Allora Laura, io direi che potremmo passare adesso alla prima notizia di oggi che vi voglio leggere dall'ADN Kronos. Una bambina di 10 anni sarebbe stata violentata in un centro migranti a San Colombano, provincia di Brescia, rimanendo anche incinta. Secondo la ricostruzione degli agenti della squadra mobile della questura e del sostituto procuratore Elisa Ceschi, spiega Repubblica, che riporta la notizia data da Brescia Oggi, la violenza sessuale sarebbe avvenuta mesi fa nell'hub che ospita una ventina di profughi ed è stata portata alla luce dalla mamma della piccola vittima a inizio settembre, proprio in seguito alla scoperta della gravidanza, per la conferma della quale gli inquirenti ora attendono solo l'esito di ulteriori verifiche strumentali. Il responsabile sarebbe stato un altro ospite della struttura, un uomo in attesa di protezione internazionale, che è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e portato in carcere accanto a Mombello. Secondo Brescia Oggi, l'uomo giorno dopo giorno avrebbe carpito la fiducia di madre e figlia, fino ad apparire un amico comprensivo. A denunciare i fatti, si legge sul quotidiano, sarebbe stata la madre, accortasi di comportamenti strani e anomali della piccola, che improvvisamente era apparsa apatica e sempre più svogliata. Davanti agli operatori del centro è poi emerso l'orrore della violenza subita. La bambina e la madre sono state trasferite dal centro richiedenti asilo a una struttura protetta in un'altra zona della provincia di Brescia. Nel frattempo, a quanto riporta il Corriere di Brescia, la prefettura si è attivata e sta effettuando gli accertamenti sull'associazione che sta gestendo il centro di Collio. Ora io non entro sull'associazione, non
non credo rilevi questo, rileva un'altra cosa, rileva che un uomo ha violentato una bambina di 10 anni e l'ha messa incinta. Non è fine da dirlo, mi scuso, ma vomito, mi viene il vomito. Cioè, Sì. è disumano tutto questo. Come si può arrivare a Esatto, questo? Ma soprattutto uno che io chiede la protezione internazionale, quindi uno che scappa dalla guerra, che scappa dalle bombe, che scappa da tutte le cose che le anime belle ci dicono. E tu arrivi in Italia e non trovi di meglio che violentare una bambina. Guarda, io sono molto più esplicita di così. Ci Sì. siamo mai chiesti come mai quando ci provano a fare rimpatri, 99% dei paesi di provenienza rifiutano di rimpatriare le persone che sono arrivate qua con barconi? Ce lo siamo chiesti? Ma se fossero queste brave persone, specchiate, utili alla società, perché farebbero di tutto per non riconoscerle? Che quando gli dici nome, cognome, villaggio, ti dicono no, noi non sappiamo chi sia. Ma viene finalmente la consapevolezza a qualcuno che la maggior parte, perché purtroppo è la maggior parte di queste persone non sono assolutamente profughi, ma nella migliore delle ipotesi sono migranti economici, quindi comunque persone che non avrebbero titolo e diritto ad arrivare sulle nostre coste, ma nella peggiore sono criminali, perché ci sono molti criminali tra queste persone, o comunque che sono persone di costumi e convincimenti talmente lontani da una struttura di civiltà che poi ci troviamo di fronte a queste situazioni. Cioè, io devo passare per razzista quando dico queste cose? Non credo, giusto? Noi abbiamo mai sentito episodi di questo tipo sul nostro territorio? Ora, noi abbiamo grandi problemi, lo diciamo sempre, no? Come società di criminalità, abbiamo già il nostro da fare, siamo d'accordo? Quando parliamo di femminicidi lo diciamo sempre, lo ricordiamo sempre, abbiamo un grave problema culturale intrafamiliare, ma un episodio come questo, hai memoria di averlo ricordato nella tua vita, compiuto da un italiano sul territorio italiano? Io ne no. E trovo questa cosa di gravità assoluta, e pone anche un tema che noi abbiamo sempre fatto presente, che è quello del tempo che queste persone, con la scusa della richiesta di un titolo di profugo, passano sul nostro territorio liberi e tranquilli. Infatti. E noi siamo, tu lo sai, il partito che ha aperto i CPR, noi li hanno chiusi, adesso stiamo ripristinandoli, cioè perché poi in questo paese c'è anche il fatto che tu stai al governo, fai le cose buone per l'immigrazione, contro l'immigrazione clandestina, poi arrivano quelli dopo e solo perché le ha fatte Salvini, allora le devono smantellare. Tant'è che tu sai che da pochi mesi abbiamo ripristinato di fatto i decreti di sicurezza di Salvini precedenti, che erano stati smantellati da Conte e dal PD. Ecco, questi sono i risultati, ma io voglio dire, ma qualcuno avrà almeno la responsabilità morale di questa situazione? Bella domanda, il problema è che non riesco a darti una bella risposta, questo è il fatto. Perché poi quando c'è il momento di assumersi le responsabilità non è mai competenza di nessuno. Questo è l'altro lato, questo è il rovescio della medaglia. Rovescio della medaglia che peraltro a me pare che ci sia troppo garantismo, troppo e vabbè, e però, e dobbiamo vedere, e dobbiamo fare. Uno che fa una cosa del genere, se si accerta la sua responsabilità, va mandato via e basta. Non si può pigliare e dire vabbè, però gli facciamo un altro processo, però gli facciamo un'altra cosa, però gli diamo il documento, entro 30 giorni può fare ricorso. Quello butta il documento nella monnezza, gira l'angolo, se ne ride e va a fare quello che vuole. Ma quante volte nel corso di questi anni abbiamo letto di gente che era già stata espulsa da questo paese, però circolava indisturbata nel nostro paese? Da quanto tempo? Quante volte? E tutto qui, è solo una questione di cambiare le regole, perché davanti a certe cose il paese si deve a un certo punto tutelare, si deve anche tutelare, per cui ben venga l'Albania, ben venga una procedura di espulsione accelerata e più facile, direi. Sì, che poi cambiare le regole o anche solo applicarle,
Perché nel momento in cui, ad esempio, tu ti trovi dei giudici di pace che non convalidano il fermo negli immigrati irregolari che operano le forze dell'ordine, tu capisci, e se parli con le forze dell'ordine te lo dicono, tu capisci che c'è anche una grande frustrazione, anche nelle nostre forze dell'ordine. Tra l'altro, notizia anche recente, c'è stata un'altra violenza ad opera di un immigrato irregolare, quindi la situazione della bambina è di una tragicità incredibile, immaginiamo tanto la situazione che questa bambina dovrà avere da adesso per tutta la vita. Immaginiamo solo questo, io come madre non riesco neanche a immaginarla. Poi hai toccato il tema dell'Albania e anche qui incredibilmente cosa trovi oggi? Che di fronte ad un accordo con l'Albania in cui semplicemente si vuole evitare che i trafficanti di esseri umani utilizzino delle persone da portare regolarmente sulle nostre coste e trovarsi in queste situazioni, succede che la benedetta Sea-Watch, l'organizzazione non governativa, mi pare proprio la Sea-Watch, fa qui contro il Giorgia Meloni e contro il governo italiano. Cioè, qua c'è l'ideologizzazione del traffico di esseri umani. Cioè, è incredibile questa cosa. Sì, ormai siamo arrivati a questo. 0292947222 se volete intervenire per telefono, 340 670 9659. Certo è che comunque noi non ci facciamo mancare niente in questo paese, quanta idiozia, perché un'altra delle notizie che vi voglio presentare arriva dal resto del Carlino, precisamente da Fano. A Fano avevano installato un cartello in memoria delle vittime di femminicidio e qualcuno ha ben pensato di farlo sparire. Era un'installazione che riportava tutti i nomi delle donne uccise dalla violenza maschile, l'aveva fatto l'associazione Cante di Montevecchio Onlus e naturalmente questa installazione artistica potente con i nomi appunto delle donne strappate alla vita dalla violenza maschile, sparito, non si sa che fine abbia fatto, non si sa dove sia stato buttato. Ecco, qui non possiamo parlare di scherzo, di goliardata, di presa in giro, è proprio la strafottenza, la più completa assenza di interesse nei confronti degli altri, la più completa insensibilità al dolore altrui. Ma si può essere così beoti e non so nemmeno io come definirli certi individui. C'è stata una voluzione qui una controtendenza. Io di Carnegie e lo so che ti sembrerò crudele, ma mi sono rotta le scatole. Io vorrei davvero che questi uomini violenti, questi assassini venissero esposti al pubblico e non per creare linciaggi pubblici, per mettere in guardia la società. Sai cosa fanno negli Stati Uniti? Coloro che commettono reati di violenza o comunque di aggressione fisica sulle donne, le fotografie sono esposte nelle metropolitane. E non perché, ripeto, si voglia dire se lo beccate linciatelo, ma perché si dice alle donne occhio, perché se incontri quest'uomo è già stato condannato per questi reati, magari è fuori, passeggiato o chissà perché, occhio perché è pericoloso. Ecco, io ti dico che io preferirei questa attitudine nel nostro paese. Sì, mi sembra un'idea possibile, ovviamente quando si tratta di una sentenza passata in giudicato, perché io temo in questo paese l'effetto sputtaniamo tutti dei social e poi magari qualcuno va di mezzo e non c'entra assolutamente niente, perché purtroppo dobbiamo anche tenere presente un rischio del genere. Laura, c'è una telefonata, se vuoi la prendiamo. Ovviamente. Pronto? Chi è là? È un maresciallo sono, caro Albino carissimo, Antonino. domandi. Come va? Saluto la signora, veramente è sempre un piacere ascoltarla, veramente, anche mi creda. Maresciallo. Sì, ma grazie. Dicevo, stamattina ho sentito la notizia che hanno dato l'approvazione per far sì che il luogo dove fu affondato il sommergibile Shiré davanti ad Haifa al comando del comandante Zelik
venisse appunto trasformato, venisse dichiarato sacrario militare. Sì. È una cosa buona e anche giusta. E lo Scirea è quello che compì le imprese più ardue al comando del capitano di Corvette Junio Valerio Borghese, Infatti. mai molto citato per i motivi che purtroppo noi conosciamo. Io non voglio entrare in politica in questo momento, però Emilio Bianchi, che fu uno degli fondatori della Valiant insieme a Della Pen, io con Sì. Emilio Bianchi sono stato in contatto proprio come amicizia di casa dal 2002 fino al 2000, dunque lui è mancato il 15 agosto del 2015, che è il giorno del mio compleanno tra le varie cose, e io fino a 3 anni prima, quindi fino al 2011-2012 frequentavo, prego? Ce lo Non ho ricorderemo, maresciallo, il 15 agosto tutti a farle gli auguri. Ah, grazie, molto gentili. Comunque lui mancò all'età di 103 anni il 15 agosto del 2015, Bianchi era del 1912, e io andavo a trovarlo tutti gli anni, anzi 2 volte all'anno. Io andavo dal mio amico che era in Marina come a Carrara, si andava a Torre del Lago Puccini a casa sua, e io ho fatto addirittura, io non posso fare le interviste, non sono giornalista, quindi l'ho messa come chiacchierata, e tu mi hai raccontato, è tutto filmato, è comunque sul sito dei marinai, è tutto filmato, Ok. sia l'impresa di Alessandria d'Egitto e sia l'impresa quella di Gibilterra. Era una persona, io posso parlare per Emilio Bianchi, conoscendolo personalmente, avendolo frequentato per anni, e poi la figlia, quando lui raggiunse la venerabile età di 97, quasi 100 anni, disse: mio papà è un po' anziano, avrei piacere che lo lasciasti tranquillo, molto gentilmente, e noi purtroppo non potremo più andarlo a trovare. Comunque, a parte come personaggio, era un personaggio. Lei pensi la vita che aveva fatto quest'uomo, un grande, e io ho veramente un affettuoso ricordo nei confronti, e quindi l'impresa e quello che succedeva a Bocca di Serchio, mi ha raccontato degli aneddoti che non sono mai stati scritti tra le varie cose, quindi ma delle cose veramente, io comunque non mi ricordo nemmeno se le ho scritte queste, ma forse sì anche. Di Teseo Tesei, ad esempio, anche Teseo Tesei, che era colui che li comandava, quello che ha inventato il maiale, praticamente era anche lui un grande personaggio, ma ha raccontato degli aneddoti di Teseo Tesei che nessuno può immaginare. Non era solo un grande militare, un grande comandante, era un signore con 4 S maiuscole, Teseo Tesei, e idem Bianchi. Quindi tutto lì, se va sul sito marinai.it c'è tutta la storia di Emilio Bianchi, le mie foto insieme a lui, eccetera, eccetera. Non è per fare pubblicità al mio sito, perché ha 24 anni di vita il sito dei marinai, quindi l'ho fatto 24 anni fa, l'ho sempre rinnovato. Non è un sito assolutamente commerciale, perché è mio personale, me lo sono sempre pagato io insieme a tutti gli altri 8-9 che ho, però è una miniera di informazioni, perché è interessato alla Marina Militare, ci sono le testimonianze dei marinai. Sì, però noi stiamo facendo la rassegna stampa sui femminicidi, sulle violenze. Chiedo scusa, massimo rispetto per la Marina, però questa cosa era meglio se me la venivi a dire stasera a Zoom, che c'entrava un po' di più. Lo so, avete ragione anche voi. Per me è venuto in mente la rassegna stampa. Ho fatto con la rassegna stampa stamattina di Semivarin, che parlava appunto del discorso dello Scirea, allora a quel punto lì ho detto: ma sì, chiamiamo Antonino, va bene così. Ma così sì, vi ma saluto, sì, ma mi sono sentita un po' di accento piemontese, che mi fa sempre piacere, Antonino, mi fa piacere sentire l'accento piemontese. Prego, bene, sì, no, per carità, però sai, no, cerchiamo anche di essere un po' in tema, se no vi racconto che ho mangiato io ieri sera e abbiamo fatto la rassegna stampa al femminile, insomma, no? Avete ragione, chiedo venia. Va bene Prego, così, scusate, ma... Va bene, ma no, ci mancherebbe, giusto così. Ok, vi saluto, grazie per l'attenzione. Grazie a te, grazie. Però allora, al femminile possiamo declinata, nel senso che ad esempio sarebbe interessante chiedere ai nostri ascoltatori cosa ne pensino della presenza delle donne nell'ambito delle nostre forze armate, perché noi non parliamo ovviamente solo di violenza, parliamo anche di situazione femminile in genere. Io ti devo dire che quando ero sottosegretario al governo ebbi anche una delega per valutare appunto l'impatto della parità nell'ambito delle forze armate, e è un contesto particolarmente interessante, perché è un contesto dove capisci proprio che è giusto perseguire la parità dei sessi ed è giusto praticarla,
sapendo anche che ci sono delle differenze e queste differenze vanno altresì tutelate, per esempio differenze di forza fisica. E quindi, per esempio, valutando quando si fanno, diciamo così, i gruppi, no? Mi spiegavano i militari all'epoca, ma me lo spiegavano le stesse ragazze, quando si fanno i gruppi di addestramento, sempre tener conto delle peculiarità di ciascuno nell'ambito del gruppo. E comunque avevo incontrato molte donne orgogliosamente, sia per scuole militari, orgogliosissime giustamente di partecipare anche loro nell'ambito delle forze armate, con dei cenni di tenerezza. Per esempio mi ricordo, Antonino, che una richiesta che mi fecero era se per favore, loro fanno questi balli annuali, no? Delle forze armate, se a loro ragazze militari era consentito, perlomeno mantenendo ovviamente la divisa, avere almeno una gonna lunga. Mi fece molta tenerezza, perché mi dicevano, quando si fanno questi balli arrivano ospiti femminili con questi abiti meravigliosi, i nostri colleghi militari ci stanno in divisa, noi pure, magari che potessimo avere almeno un tocco femminile. E quindi sul gioco con una stilista, mi ricordo per una famosa scuola militare, la possibilità di avere come divisa anche una gonna lunga fino ai piedi per, diciamo, gli eventi sociali, e lo trovai una cosa molto, molto carina, molto gradevole. Ecco. E poi alla fine la decisione qual è stata? La decisione fu quella che ovviamente le ragazze potevano scegliere o mantenere la divisa tradizionale o avere appunto questa possibilità data da questa stilista di avere anche questa gonna, sempre molto rigorosa, però ecco più femminile, diciamo. Ah, che spettacolo! Io l'unica cosa che non mi ha mai convinto delle donne sotto le armi è questa. Le mandiamo in prima linea, benissimo. La prima cosa che fanno quando cadono prigioniere le violentano. Spiace dirlo, ma non è che siamo tutti galantuomini nei confronti delle donne. A me è questo lo stupro come arma militare, e purtroppo il 7 di ottobre l'abbiamo visto applicato anche da Hamas. E questa è la cosa che più mi lascia perplesso della presenza delle donne nelle forze armate. Non nego il loro apporto, attenzione. Non sto dicendo alle donne vadano a lavare i piatti. Tu saresti molto probabilmente una generalessa coi controfiocchi, però la cosa che mi preoccupa è questa: l'uso che purtroppo ormai alcune realtà hanno di fatto teorizzato dello stupro come arma militare. E questo, se tu mandi una donna al fronte, è qualcosa che comunque devi tenere in conto. Sì, è anche altrettanto vero che purtroppo lo stupro come arma militare ce l'hai anche se le donne non sono armate, sì. Anzi, diventano più vulnerabili, perché purtroppo in realtà spesso lo stupro come arma militare si fa appunto sulle donne civili che rimangono magari nelle postazioni, diciamo, cittadine e non sono neanche in grado di difendersi. Quindi non lo so, onestamente questa è una considerazione su cui discutere, ma io credo di più che invece ci sia la volontà anche delle donne, ma su questo lo so che non lo metti in discussione, di voler partecipare. La cosa che secondo me si può dire è che queste ragazze facevano emergere e che non bisogna aver paura di far notare le differenze passando magari per quelli che non sono completamente paritari. Cioè mi spiegavano, se siamo in una situazione di conflitto e dobbiamo avere 5 soldati che hanno degli obiettivi precisi, non possiamo avere, loro lo dicono così, nessuna anello debole, ma che non può essere né un uomo debole né una donna debole fisicamente. Quindi bisogna sempre tener conto, perché se no rischia di creare un problema di protezione interna rispetto all'esterno, quando invece devono essere tutti concentrati nella difesa esterna e non nel tutelare un soggetto magari più debole fisicamente. Per cui, con tutto il fatto che ci sono donne anche più fisicamente forti degli uomini, però è innegabile che la regola non sia questa, e quindi questo nelle forze armate deve essere tenuto conto, che poi è il discorso che si fa nello sport, Antonino, quando le nostre atlete si lamentano perché sì, siamo paritarie, però se mi arriva il pugile e non facciamo i casi specifici, non voglio entrare nel discorso se quello era o non era uomo o donna, ma
di fatto ci sono molti atleti cosiddetti, no? Che si sentono donne ma biologicamente sono uomini, insomma ci sta che un atleta dica sì, però quello mi stacca a nuoto di 30 secondi solo perché ha un'altra fisicità, o quello mi sfonda il cranio perché ha un'altra fisicità, e ci sta tener conto di queste differenze. Ecco, questo a tutela delle donne, ma anche nell'applicazione vera della parità, che non significa trattare in modo uguale situazioni diverse, soprattutto se fisiche. Esattamente. Laura, il tempo è volato, quindi dobbiamo salutarci, però io ti voglio ringraziare come sempre della tua disponibilità, della tua presenza e anche della tua saggezza, perché credo che questa trasmissione abbia certamente un ruolo che è anche, se vogliamo, educativo, che cavolo, perché è bene ascoltare le donne, perché ogni donna è un universo, e io personalmente ho sempre trovato arricchimento nell'ascoltare una donna parlare, per cui anche questo è qualcosa che fa bene, io credo, a chi ci ascolta. Quindi grazie. Assolutamente, grazie a te. Lascio una nota, diciamo, un po' più parlamentare. Questa settimana votiamo proprio le mozioni paritarie in aula e daremo conto delle misure che questo governo ha preso per favorire l'occupazione femminile, che in effetti frutto hanno dato, perché l'occupazione femminile è notevolmente aumentata con questo governo, e prenderemo degli impegni ulteriori sia nell'aumento dell'assegno unico sia nell'estensione dei congedi parentali paritari, cioè anche a favore dei padri e non solo delle madri. Eccellente, noi ci diamo appuntamento credo tra una settimana, dopodiché che dire di più, ci salutiamo con Milva Alexanderplatz del 1982, grazie per essere stati con noi, Zoom arriva alle ore 18.05 trattabili, quindi noi ci si sente più tardi, grazie ancora a Laura Ravetta, ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Grazie Antonino, grazie a tutti, grazie a te, ciao a tutti. Grazie a te, a più tardi. Avete ascoltato l'altra metà della radio.